Un tempio dedicato a Astarte a Villa Simius. Ciao amici di Archeosarrabus, oggi con Giuseppe andiamo a visitare gli scavi archeologici a Is Cucureddus a Villa Simius. Su una dolce collina a 50 metri sul livello del mare, e che mare, negli anni 80 individuarono dei resti di possibili edifici, ma andiamo a vederli. Oggi abbiamo la possibilità di visitare lo scavo archeologico che si sta svolgendo, quindi abbiamo anche la possibilità poi di parlare, di avere delle informazioni in anteprima, diciamo, su quello che ne è uscito fuori adesso nell'ultima campagna. Ma andiamo. Quindi ci troviamo nel territorio di Villa Simius, che è un territorio molto particolare perché è una sorta di vallata cinta completamente dalle montagne. Questa vallata infatti troviamo da una parte la zona che si affaccia sullo stagno di Notteri e poi sul Capo Carbonara, e più in fondo invece sulla costa, mentre da quest'altra parte, quindi tornando a fare il giro, abbiamo chiaramente le spiagge, quindi l'affaccio sul mare, e questi due nuraghi che sono Cucureddus e Cucureddus 2, che appunto proteggono questa zona. È importante quindi notare come si configuri proprio come un areale, una vallata, una pianura difesa da un lato dalle montagne e da un lato affacciata invece sul mare, ed è sempre stato un importante punto, diciamo un punto nodale per chi appunto aveva necessità di raggiungere oppure arrivare dal mare. Non per niente lo stesso nome attuale di Villa Simius, Carbonara, Crabonagia, deriva proprio dal fatto che i carbonai, dopo aver prelevato la legna, giungevano poi fino ai moli come Punta Molentis o Capo Carbonara per portare via il carbone che avevano recuperato all'interno dell'isola. Anche questo sito probabilmente era funzionale all'approdo che c'è qua giù, che c'era probabilmente nella foce del fiume. E tra l'altro questa collinetta è collegata poi alla spiaggia giù, ma lo vedremo, da una scala in pietra che è stata completamente ripulita. La prima parte, diciamo, dello scavo, le prime strutture che sono state tirate fuori negli anni 80 sono questi ambienti di forma quadrata, rettangolare, che hanno fatto ipotizzare che ci fosse qua appunto un tempio dedicato ad Astarte, per ritrovamenti che sono stati fatti. Tra l'altro sono tutti conservati ed esposti al museo archeologico di Villa Simius, che vi invitiamo come sempre ad andare a visitare perché è molto molto bello. Faremo una bella intervista anche all'archeologo responsabile degli scavi, che ci dirà nel dettaglio poi cosa, diciamo, è stato trovato e cosa. Ma io vi inviterei adesso a dare uno sguardo un po' alla nuova parte dello scavo, quella che è stata interessata agli scavi di quest'anno, perché anche qui ci sono tante belle novità. Quanto hanno scoperto gli archeologi è che questa zona, questa altura, era collegata tramite un vero e proprio sentiero che arrivava fino alle spiagge. Questo sentiero in realtà si configura come una lunga scala che adesso infatti andremo a trovare e vedere come era configurata. Come vedete qua cominciano i gradoni in pietra, cominciano a vedersi perché sicuramente arrivavano anche oltre. E da qui scendono fino verso la spiaggia. Vedono proprio dei grossi macini, quasi come dei terrazzamenti, dei piccoli terrazzamenti, no? Qua è praticamente dove arriva la scala, dove finisce, e come dicevamo prima un probabile approdo. Infatti qua dietro di me, alle mie spalle, c'è lo stagno ancora oggi. Questo probabilmente era, diciamo, una piccola insenatura aperta dove approdavano le imbarcazioni. Ma lasciamoci rapire dal suono della natura.
Per entrare nel dettaglio dei risultati dello scavo abbiamo Ernesto, che è il coordinatore dei lavori, che ci spiegherà un po' nel dettaglio quello che è stato fatto dal 2017. Siete qua voi, sì, giusto? C'è stata una prima campagna di scavi negli anni 80, 83-87 se non sbaglio. 83-86 e poi abbiamo ripreso. Ok, lascio la parola. Grazie. Poi abbiamo ripreso nel 2017 i lavori in questo bellissimo sito, grazie alla concessione ministeriale, il Ministero della Cultura, alla Soprintendenza per i beni archeologici della provincia di Cagliari, sul Sardegna Oristano. I lavori sono svolti grazie all'Università degli Studi di Sassari con la direzione del professore Michele Guirguis. Siamo al termine dell'attività per quest'anno. Abbiamo deciso di indagare un settore di questo sito, dove al di sotto dei livelli di età romana, abbastanza distrutti da dei lavori precedenti negli anni 60, abbiamo trovato delle strutture riferibili a un'unica fase che va dalla fine del VII, inizio VI secolo a.C. entro e non oltre l'ultimo quarto del VI secolo a.C. Strutture che contenevano una grande quantità di materiale, soprattutto anfore, pentole, altri oggetti di tradizione fenicia, spesso torniti, ma associati sempre ad elementi ceramici che presentano degli elementi di tradizione locale, come ad esempio delle afore con ansia a gomito rovescio e altri oggetti. Stiamo ultimando lo scavo di questi vani, che presentano delle tracce, ad esempio di là, tracce residuo di un pavimento di un'argilla cruda che è stata probabilmente combusta, quindi bruciata da forse un incendio, di cui abbiamo trovato delle tracce in tutte le aree scavate, sia dei frammenti di mattoni bruciati con cotti che altri oggetti, dei materiali che presentavano grandi tracce di bruciato. Probabilmente questo insediamento fu distrutto intorno alla fine del VI secolo a.C., seguito appunto a un incendio, non sappiamo se è volontario oppure casuale. Su questo ancora dobbiamo indagare. Sì, voglio fare una domanda, visto che considerato che qua intorno ci sono dei nuraghi vicini, no? È ipotizzabile che magari su questa collina ci fosse magari un insediamento o comunque un utilizzo anche in epoca precedente? Nelle aree scavate purtroppo non abbiamo ancora individuato niente riferibile a un'età precedente. Comunque la vicinanza è prossima rispetto a dei siti nuragici, e anche la presenza di altri insediamenti nei dintorni, la presenza forse di un porto alle spalle del sito potrebbero far pensare che nei dintorni sicuramente ci fosse qualcosa di precedente, però attualmente ancora non abbiamo trovato. Il sito risulta abbastanza intatto sino all'età arcaica, sino all'età fenicia. Allora, tra la campagna di maggio e quella di ottobre abbiamo iniziato a trovare degli oggetti tondeggianti un po' particolari che presentano un foro al centro e degli stampigli, quasi tutti uguali, sono probabilmente dei pesi da telaio, riferibili quindi a un telaio di cui tuttavia non abbiamo traccia, che però corrispondono ad altri oggetti simili che abbiamo trovato nello stesso sito, ad esempio altri pesi da telaio, in questo caso di pietra, una pietra forse calcarea bianca, associati appunto a questi di terracotta, che riprendono degli stili di tipo orientale. Rispetto alla fase di età romana, che dura 5-6 secoli, parte dalla fine del I secolo a.C. più o meno, anche c'è qualche traccia anche precedente dal terzo avanti sino al IV secolo d.C., la fase di età arcaica, che precede quindi di 300-400 anni quella romana, è stata molto effimera, è durata neanche un secolo. Abbiamo sostanzialmente un sito monofase per questo periodo, con degli edifici e dei materiali che ci richiamano proprio a un periodo abbastanza limitato, è distrutto probabilmente da un incendio, forse causato da delle lotte con delle popolazioni esterne,
o genti che venivano dall'Africa, magari dei cartaginesi, si può infatti riferire a quel periodo la conquista punica della Sardegna, oppure con genti che venivano da più lontano. Nello stesso periodo c'erano delle lotte tra popolazioni della Grecia, etruschi, ma anche popolazioni locali che combattevano per il predominio dei commerci e dei siti del Mediterraneo centrale e occidentale. Questa campagna continuerà, anche se adesso avete finito, continuerà negli anni a venire, no? Sì, dovremo continuare per i prossimi 3 anni, sempre grazie al supporto della soprintendenza del comune di Villa Simius. Bene, grazie mille, grazie per averci ospitato soprattutto durante la campagna degli scavi, per noi è una cosa molto molto importante. Grazie, allora buon lavoro e magari ci rivediamo alla prossima campagna. Grazie, ce l'auguriamo, siete benvenuti. Grazie. Bene, da Izcucureddus è tutto, alla prossima, grazie. Ciao. Ciao.